Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera parliamo di scuola, insomma una decina di giorni fa la prima campanella in tutta la regione con gli studenti che sono ritornati. Siamo in compagnia di Mario Bellomo, responsabile della CGIL Scuola di Pordenone. Bellomo, insomma, siamo partiti con un anno un po' migliore, se non altro dal punto di vista delle restrizioni, perché si spera che il Covid ci abbia abbandonato. Insomma, che prima campanella è stata? Beh, insomma, diciamo per quanto riguarda la nostra provincia possiamo dire che è andato leggermente meglio rispetto al passato per quanto riguarda i docenti, quindi se parliamo di docenti in regione sono stati assunti 1806 docenti a tempo indeterminato, inoltre ci sono stati attivati altri 2800 circa a tempo determinato e questo ha permesso di avere, diciamo così, una certa maggiore tranquillità rispetto al passato per l'inizio della scuola, anche se ne mancano ancora insegnanti, ovviamente. Ieri c'è stato il secondo giro dell'algoritmo e quindi sono state assegnate altre ore, altre cattedre, anche spezzoni. E rimane un problema grosso sul sostegno perché ci sono tantissimi posti ancora scoperti, potremmo dire anche intorno ai 400 posti scoperti sul sostegno e il problema lì è legato al fatto che non ci sono persone con la specializzazione, docenti con la specializzazione, quindi si va a scorrimento di graduatoria di docenti che hanno altro tipo di caratteristiche, altro tipo di classi di concorso, ma non sono specializzati sul sostegno, ma che comunque faranno sostegno anche quest'anno. Sì, questo è un problema anche, insomma, diciamo, per le famiglie che si porta avanti da un po' di tempo, però insomma, giustamente chi ha un figlio che ha bisogno di quel qualcosa in più ha anche diritto ad avere, insomma, un insegnante dedicato e preparato. Sì, ha diritto ad averlo e soprattutto anche preparato perché il problema è questo, cioè ci sono anche, li trovi, a parte che per fare sostegno bisogna avere anche un certo tipo di impostazione che non tutti hanno. Inoltre ci vuole un titolo che va perseguito nella maniera giusta, quindi attraverso la formazione che fa l'università, ad esempio, e sono sempre numeri piccoli rispetto alle effettive necessità. Per cui questo problema qui si dovrebbe risolvere soltanto aumentando i numeri all'università attraverso questo TFA che si fa ogni anno, ma dando la possibilità a più docenti di parteciparvi in modo da coprire il più possibile questi posti che restano comunque un problema nella scuola a Pordenone. Ecco, lo accennava prima, insomma, tante assunzioni, forse mai come in questo periodo, insomma, anche a livello di concorsi, insomma, quali sono le aspettative anche dei precari del mondo della scuola oggi? Ma ci sono stati vari concorsi, concorsi ordinari, anche straordinari, quindi anche attraverso questi concorsi c'è stato un incremento appunto dell'organico per i docenti, incremento nel senso che sono entrate forze nuove e attraverso i concorsi straordinari molti docenti adesso hanno avuto un contratto a tempo determinato, finalizzato al ruolo, quindi faranno un anno di formazione che li dovrebbe portare, ci auguriamo tutti, ad avere al termine dell'anno scolastico 22-23 l'abilitazione per essere poi assunti dal 1 settembre 2023 a tutti gli effetti come docenti a tempo indeterminato. Ecco, si è parlato anche al governo, insomma, ha fatto un po' discutere questo docente esperto, diciamo, con poi una retribuzione un po' particolare, le cose poi si sono un po' arenate, insomma, come la vedete? Ma è veramente una cosa che non ha né capo né coda, se vogliamo dirla tutta. E poi effettivamente si è arenata, si fa per dire, ne hanno cambiato il nome, ma poi insomma voglio dire questa cosa è ancora lì, non si capisce bene perché uno dovrebbe fare 9 anni di formazione per avere un po' di soldi in più e fare esattamente quello che fanno gli altri, questo non è certamente la strada giusta. Questo governo, come tutti sappiamo, è decaduto, vedremo il prossimo ministro se da questo punto di vista ci sentirà. C'è una forte ovviamente avversione rispetto a questa cosa, non solo da parte delle organizzazioni sindacali ma anche dei lavoratori stessi, che insomma tutti si chiedono ma da dove viene fuori questa idea? Insomma, l'idea sappiamo qual è, sempre quella di andare a premiare una piccola parte di docenti. Però non è questa la strada, assolutamente, quindi questa cosa dovrà essere completamente rivista. Ecco, a proposito degli stipendi, sappiamo che gli insegnanti italiani sono i meno pagati d'Europa, ecco, anche lì si può muovere qualcosa, ci sono
delle possibilità di avere qualche aumento, insomma, com'è la situazione da questo punto di Ma vista? la situazione è legata al rinnovo contrattuale, le risorse per aumentare e dare un congruo aumento dello stipendio ai docenti e al personale tutto della scuola non ci sono, sono risorse scarse, quindi la trattativa sul rinnovo contrattuale era partita, ma è evidente che in questa situazione con un governo che è scaduto e le elezioni alle porte, è chiaro che bisognerà aspettare la nuova compagine governativa, il nuovo ministro. Il problema è che ogni volta che si fanno questo tipo di operazioni, tutte le contrattazioni, i contatti tessuti con il ministero cambiano perché cambiano le persone, quindi ogni volta si riparte da zero. Diceva prima, insomma, sul fronte dei docenti si sta abbastanza bene, sul fronte del personale ATA, soprattutto gli amministrativi, mi pare, insomma, che sia una cronica mancanza. Sì, in questo momento c'è un grosso problema per gli ATA amministrativi sicuramente e anche tecnici, dove l'organico qui effettivamente è stato ridotto e a fronte di una richiesta da parte dei dirigenti scolastici in provincia di avere circa 300 posti in più come personale ATA, parliamo sia di amministrativi che di tecnici che di collaboratori scolastici, sono arrivati 40 collaboratori, una ventina di amministrativi e nulla più. Questo sta a significare che cosa? Allora, intanto le segreterie in difficoltà perché tra l'altro spesso e volentieri accettano di coprire questi posti persone che vengono da altri profili, tipo collaboratori scolastici, che però non hanno avuto e avrebbero dovuto avere da parte dell'amministrazione una preparazione per fare questo lavoro. Quindi questo sicuramente mette in difficoltà le segreterie. La stessa cosa vale anche per i tecnici, perché anche lì ci sono laboratori con difficoltà perché i tecnici non sono sufficienti per gestire tutta la situazione. Mi viene in mente ad esempio l'istituto l'ISIS Acile Bruniera, dove nella scuola del legno c'è questo problema sui tecnici. La cosa drammatica è anche sui collaboratori scolastici, perché vengono garantiti 2 collaboratori scolastici per ogni plesso scolastico. Questo, se andiamo a vedere negli istituti comprensivi, crea grossi problemi, perché vuol dire che ce n'è uno la mattina e uno il pomeriggio. Quello del pomeriggio si trova da solo. Quindi lì c'è anche un problema di sicurezza, legato al fatto che se una persona sta lavorando da solo in un plesso e si sente male e non c'è nessuno, lì ci saranno delle responsabilità anche serie. Dopo ovviamente tutti ci auguriamo che questo non avvenga, ma se dovesse succedere una cosa del genere, e nel passato è successo, insomma sono problemi per chi gestisce la scuola, per il dirigente che ha delle colpe ovviamente limitate perché l'organico è quello, quindi non è che possiamo dire che è colpa dei dirigenti, deve gestire il personale, però lo deve gestire in modo tale da non trovarsi in questo tipo di situazione. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un corso di formazione con le nostre RSU ed è emerso proprio questo, perché abbiamo anche un nutrito numero di RSU che sono personale ATA e hanno segnalato, a parte che non serviva che lo segnalassero solo nella formazione, però questo problema è un problema serissimo e bisogna assolutamente trovare una soluzione. Noi ci abbiamo provato più volte, ma ripeto, a fronte di 300 richieste fatte dai dirigenti, perché i dirigenti le hanno fatte a richiesta, cioè l'ufficio scolastico regionale ha chiesto che necessità avete, i dirigenti hanno risposto 300 posti, ne sono arrivati 40 e non aggiungo altro. Per quanto riguarda invece gli organici Covid, sappiamo insomma le restrizioni sono cadute e poi c'è anche il tema della DAD, insomma pare che insomma, l'indicazione del Ministero sia quella di non attivare DAD per dire insomma la mandiamo in soffitta. Sì, allora per quanto riguarda l'organico Covid, è uno dei motivi per cui è in sofferenza il personale ATA è proprio anche questo, non c'è più, non ci sarà e di conseguenza quell'aiuto che è arrivato negli ultimi 2 anni attraverso l'organico Covid non c'è e questo crea problemi come abbiamo detto prima. Per quanto riguarda la DAD vabbè, è stato un periodo che non dobbiamo dimenticare perché potrebbe essere comunque un utile sistema e mezzo diciamo, per avere contatti con gli alunni, ma è evidente che era una cosa legata a un'emergenza. L'emergenza pare non ci sia più, speriamo tutti non ci sia più, e quindi al momento diciamo è stata un po' accantonata. Bisogna dire che nel rinnovo contrattuale sicuramente faremo attenzione su questo aspetto perché va normato.
Prima non c'era ovviamente nel contratto perché nessuno si immaginava di arrivare a una situazione tipo quella che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Di conseguenza adesso invece, visto che l'esperienza c'è, bisognerà mettere nel contratto delle regole ben precise in maniera da utilizzare questa DAD se serve, ma in maniera corretta e utilizzando un contratto nazionale di lavoro. Ecco, l'emergenza Covid al momento insomma non c'è più e speriamo che non ritorni. C'è un'altra emergenza però che è quella del caro energia, che anche lì insomma potrebbe in qualche modo modificare anche gli orari. Insomma, ne parliamo con Mario Bellomo subito dopo la pubblicità, tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Mario Bellomo, responsabile scuola per la CGIL di Pordenone. Lo dicevamo prima della pubblicità, insomma un altro tema molto importante che riguarda tutti, non solo il mondo della scuola, quello del caro energia. Insomma si sono fatte tante ipotesi, anche il tema è portato in Consiglio regionale proprio nei giorni scorsi. Bellomo, per quanto riguarda il caro energia, insomma si è detto settimana corta, riattiviamo la DAD, gli insegnanti da casa, spegniamo le luci, i riscaldamenti che restano accesi, però per il Covid bisogna tenere aperte anche le finestre, insomma una situazione un po' particolare, caotica. Sì, caotica e poi soprattutto, come al solito, è sempre la scuola che deve andare a parare il colpo di quando succede qualcosa. Qui il problema c'è, effettivamente c'è, è innegabile ed è un problema serio. Però ci si chiede tutti nel mondo della scuola perché debba essere la scuola a dover risparmiare o a dover pensare a soluzioni tali per cui appunto si risparmierà l'energia elettrica oppure il gas o quant'altro. Siamo un po' stufi di sentire tutti dire che la scuola è importante, che deve essere al centro dell'attenzione di questo paese, poi appena succede qualcosa dove si va a cercare di tagliare qualcosa, quindi si parlava di non fare i sabati per esempio, no? E cose di questo genere, naturalmente dove? A scuola. E siamo un po' stufi di questa situazione qui. Siamo in campagna elettorale, quindi io non entro nel merito, però tutti a promettere grandi cose per la scuola. Mi auguro che chiunque vinca non faccia quello che è sempre stato fatto negli ultimi anni, da qualsiasi governo sia arrivato negli ultimi anni, appunto, di destra, di sinistra, di centro o quello che c'è stato, e tante belle parole, poi alla fine siamo sempre lì che quando c'è un problema bisogna tagliare sulla scuola. E la questione che ho detto prima, la vicenda degli organici del personale ATA è abbastanza chiara e lampante in questo senso. Se poi vogliamo parlare anche degli stipendi, anche lì tante belle dichiarazioni, il ministro in scadenza che ha detto più volte che il personale della scuola italiana è pagato poco, eccetera, eccetera, però questo lo fanno tutti i ministri che arrivano e lo hanno fatto in promesse elettorali molti partiti, quasi tutti, però poi non cambia mai nulla e questo proprio veramente nella scuola siamo stufi di questa situazione. La sensazione è che a rimetterci poi siano sempre gli studenti, però, perché di fatto sono loro che insomma hanno bisogno di insegnanti preparati e motivati, ecco, per una formazione, insomma, sappiamo insomma tutte le problematicità, insomma l'Italia è grande, eccetera, eccetera, però insomma poi alla fine è lo studente che deve trarne il maggior beneficio. Certo, ma infatti secondo noi abbiamo un'ipotesi, no? che è questa, che è venuta fuori anche nella formazione di cui parlavo prima, e probabilmente al Ministero continuano a tagliare, continuano a non preoccuparsi della scuola perché? Perché tanto comunque il personale della scuola per senso del dovere va avanti lo stesso, si dà da fare, pensa ai propri studenti, cerca in ogni modo soluzioni per sopperire alle difficoltà e spesso e volentieri non pensa, almeno quando è in classe con i propri studenti, al problema dello stipendio scarso e a tutte le problematiche che riguardano la scuola. Quindi bisogna dire e sottolineare che c'è una grande, come dire, una grande onestà da parte dei lavoratori della scuola che malgrado questa situazione ce la mettono sempre tutta per venire incontro ai loro alunni, ai studenti, quindi questo è un merito. D'altro canto però questo merito dovrebbe anche essere riconosciuto. Invece si utilizza questa modalità di rapportarsi con i propri studenti degli insegnanti per dire vabbè ce la fanno lo stesso, possiamo continuare ad andare avanti così, la scuola non ha bisogno di interventi perché tanto vanno avanti lo stesso e questo è un bel problema.
Altro grande tema che sta impattando e che impatterà sempre di più sul mondo della scuola è quello della denatalità. Abbiamo visto negli ultimi 2 anni qui in Friuli Venezia Giulia sono persi 5.000 alunni e non sono sicuramente pochi, classi sempre più piccole da accorpare, in montagna naturalmente la situazione da tempo è quella che è, insomma qual è il sentore, qual è la preoccupazione maggiore di questa situazione? Beh, la preoccupazione è appunto di una riduzione dell'organico legato al fatto che mancano i bambini e adesso vediamo questo effetto soprattutto nella scuola dell'infanzia, dove in provincia si sono perse parecchie sezioni, quindi ci sono stati parecchi perdenti posto e poche assunzioni, perché ovviamente se uno va in pensione ma poi le classi si chiudono, le sezioni si chiudono, è chiaro che non si assume ulteriore personale. Abbiamo visto i primi segnali anche alla primaria di questo calo. È evidente che questa cosa prima o poi arriverà alle medie e poi alle superiori, quindi la preoccupazione è tanta, sicuramente c'è un grosso problema sui numeri, potrebbe essere l'occasione giusta per fare finalmente quello che si è sempre detto, basta classi pollaio, quindi riduciamo i numeri nelle classi, diamo un po' più di respiro agli insegnanti e alle famiglie, ai ragazzi stessi e mantenendo un organico che sia abbastanza adeguato per fare questo tipo di operazione. Per quanto riguarda la denatalità, insomma, lì è un problema sociale, non è un problema che riguarda solo la scuola, no? Il nostro paese da questo punto di vista è in difficoltà, lì ci vorrebbero delle politiche che aiutino anche i giovani ad avere il coraggio di mettere al mondo dei figli, perché si sta poco a dire fate crescere, mettete al mondo bambini eccetera, però io devo avere i mezzi economici e non solo per poterlo fare. Abbiamo tante segnalazioni di persone che lavorano nella scuola che sono in difficoltà perché hanno bambini piccoli, non sanno come metterli, dove metterli, scusate, e quindi devono cercare babysitter, eccetera. E so che in altri paesi non è così, ci sono delle strutture che ti permettono di gestire questo tipo di situazione familiare e di permettere appunto alle donne in modo particolare a lavorare tranquillamente, cosa che nel nostro paese diventa sempre più difficile. Sempre se pensiamo e consideriamo che l'80% del personale scolastico è femminile, quindi è un problema veramente legato in modo specifico alla scuola. Eh sì, adesso insomma, abbiamo parlato insomma, anche di quelle che sono un po' le ombre, insomma la situazione è anche un po' più positiva e questo ritorno un po' alla normalità, con i bambini che tornano ad avere il compagno di banco, a fare la ricreazione, insomma allora sentiamo qui, abbiamo raccolto nei primi giorni di scuola alcune voci di genitori, nonni, bambini, insomma sentiamo insomma come si apprestano a vivere questo nuovo anno scolastico. Com'è stato questo rientro oggi dei ragazzi? Questo rientro un po' faticoso nel senso che a livello organizzativo, però bene dai, una nuova esperienza, lui è in prima media e quindi una nuova esperienza anche per i genitori. Che aspettative ha per quest'anno, insomma senza la mascherina, con il ritorno del compagno di banco? Gabriele era un po' triste perché non ha trovato i compagni che aveva selezionato, però insomma dai, adesso avrà modo di fare nuove amicizie. La scuola nuova è stata scelta, insomma, come? Diciamo per vicinanza e perché aveva un po' di amici che venivano qua e quindi noi abitiamo qua vicino, quello sostanzialmente. No, è andato bene, sì, certo. Un'emozione più per i genitori che per i ragazzi, credo. E forse un primo giorno di scuola un po' più normale degli altri? Sicuramente sì, ci voleva. Ci voleva perché lo aspettavamo tutti, un rientro soprattutto nella socialità, nelle nuove relazioni, nuovi momenti anche per stare insieme con i compagni e finalmente ritornare pian pianino a quella che è la normalità che ci auspichiamo tutti. Figli? 2, l'altro è iniziato il liceo oggi. E quindi doppia emozione. Doppia emozione, esatto. Insomma, che primo giorno è stato? Beh, il primo giorno è stato bellissimo, secondo la nipotina, mi auguro che continui, infatti ha ritrovato compagni di scuola, anche seduta vicino, quindi più di così, l'insegnante sembra tanto carina. E dai, e via, si torna alla normalità, sì. Anche per i nonni che devono ritornare a prendere i ragazzi. Sì, che hanno questo impegno continuo, sì. Comunque benissimo, sono contenta di fare la nonna, di fare tutto questo. L'importante è che si trovi bene la bambina, ma sembra proprio di sì. Un anno che riparte sotto che auspici?
Beh, nella speranza che i ragazzi possano fare una scuola come hanno sempre fatto, come abbiamo fatto noi, potendosi guardare in faccia e vivendo la normalità. Adesso si riprende qualche preoccupazione sul fronte degli organici, delle scuole, degli insegnanti, ecco che anche lì magari sono sotto organico, insomma come va da voi? Ma speriamo bene. Per il momento insomma, hanno incominciato, io ho un bambino che fa la prima, uno la seconda media, quindi dai, vediamo, dai, dobbiamo essere ottimisti che la scuola faccia la sua parte. Si arriverà insomma fino in fondo quest'anno senza la mascherina? Speriamo, questo sì, lo speriamo davvero, soprattutto per i ragazzi. Adesso sono contenti di aver finito le prime 3 ore di scuola. Allora la mamma lo dice, insomma voi cosa dite? Sì, dai, Com'è stato questo primo giorno? bello, dai, abbiamo qualche nuovo compagno, nessun compito, bene. E per te? Prima media? Sì, prima media mi dispiace un pochettino per le vacanze perché sono finite subito, però ho trovato amici che non sapevo e basta. Cioè, I professori? Nuovi, quindi com'è stato il primo impatto? ne ho visti solo 2 perché gli altri erano impegnati, credo. E basta, però bravi. Siamo quasi in chiusura, allora Bellobo, abbiamo sentito insomma anche la felicità di questi genitori nel rivedere i bambini insomma, che tornano a una scuola normale. Alcuni di questi, quelli che fanno magari la terza elementare quest'anno, insomma, non si sono mai accorti di una scuola senza la mascherina, insomma è bello tornare alla normalità. Assolutamente sì, e inoltre ci sono situazioni anche paradossali, cioè bambini che non riconoscono l'insegnante perché l'insegnante era con la mascherina e quindi finalmente vedono il vero volto dei propri insegnanti e viceversa, naturalmente questo vale anche per le insegnanti. È una cosa assolutamente positiva. Non solo per il mondo della scuola e quindi avere questi bambini che finalmente tornano ad avere una socialità normale e quindi trovare compagni e insegnanti e quant'altro visibili, riconoscibili. Certo, chi ha perso questi 2 anni, parlavi di ragazzi di terza, certo, dovranno abituarsi a quello che non hanno mai visto fino adesso, quindi è un nuovo inizio per loro. Tra l'altro per gli altri è un continuare, è un riprendere finalmente quello che c'era prima. Insomma. purtroppo qualche caso già si sta riverificando di Covid, è inevitabile, insomma li vedremo, poi vedremo anche come saranno gestiti, insomma si spera che insomma, le cose siano gestibili tutto sommato. Sì, dovrebbero essere gestibili, le normative sono molto più lente, allentate diciamo, per cui si prevede la mascherina solo per chi ha il sospetto di avere il Covid e basta, insomma non c'è neanche più come dire, lo stare in casa 5 giorni, quindi questo tipo di cose sono sparite. Speriamo che siano sparite definitivamente perché non c'è più il Covid, o meglio che il Covid non vada più a incidere sulla vita di tutti i giorni. Grazie allora Mario Bellomo per essere stato con noi questa sera, insomma buon proseguimento di anno scolastico. Grazie a voi e grazie dell'invito. Arrivederci. Arrivederci, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani sera con Screenshot, grazie e buona serata a tutti.